Presidente Serracchiani, la grande mostra sull'antica Persia che sarà inaugurata venerdì ad Aquileia rappresenta un evento di importanza mondiale. Assolutamente, è una mostra di rilevanza mondiale, lo abbiamo capito già nella conferenza stampa di oggi. Il progetto Archeologia Ferita va avanti e devo dire va avanti anche con un grande risultato, quello di avere questi reperti, 25 reperti dal Museo Nazionale Archeologico di Teheran ad Aquileia è per noi ovviamente non solo un orgoglio ma anche un grande impegno. Dimostriamo ancora una volta che Aquileia torna centrale, tanto più oggi, torna centrale quella culla di incontro delle genti e delle culture che è stata più di 2000 anni fa e che ora torna ad essere con straordinaria importanza. Devo dire che è anche il modo per suggellare ancora più intensamente i rapporti che già ci legano all'Iran, che hanno visto nella visita istituzionale un rafforzamento, un intensificarsi di queste relazioni e che oggi trovano nella mostra davvero forse il suo momento più alto di attuazione. Il tema dell'archeologia ferita è un contesto importante in cui si inserisce questa iniziativa che riguarda Aquileia. Ci sono luoghi archeologici che vengono distrutti intenzionalmente perché sono simbolo di una cultura diversa, di una religione diversa, l'abbiamo visto a Palmira e purtroppo in molti altri posti. C'è un'iniziativa internazionale sollevata dall'Italia con molto consenso, che è la creazione dei caschi blu della cultura, o la creazione di una forza dell'UNESCO che serva il più possibile a prevenire e a curare i luoghi feriti. Ambasciatore Zanardi Landi, è stato detto nella conferenza stampa di oggi di presentazione del grande evento aquileiese che i musei sono ponti e questo è il caso della importantissima rassegna che sarà inaugurata venerdì. Certo, a parte la rassegna ha parecchi scopi. Il primo è quello di attirare visitatori ad Aquileia, far venire per la mostra ma vedere anche quello che Aquileia ha in permanenza e dunque il nostro obiettivo è quello di moltiplicare per un multiplo numero dei visitatori ad Aquileia e al Museo Archeologico Nazionale. L'altro scopo è quello di favorire la comprensione con chi rappresenta un'antichissima civilizzazione come l'Iran e la terza è quella di costituire ragioni di incontro tra chi oggi è interessato al rapporto con l'Iran e che grazie a una mostra del genere ha l'occasione per stabilire contatti con controparti utili ed efficaci.